Boe? Boe, vieni. Giochiamo a 1, 2, 3 stella? No, ieri sera funzionava. È domenica, è di nuovo domenica, che bello, si può riposare un po' oggi. Pepe Pipo. Ehi, ah, guarda che bello, che bello, guarda Bibi, come bello. Ciao. Pipo? No, tu sei Pepe. Mau? No, Pipo? Ciao. Ah, mi sono lavata le mani, ma ho messo la crema quella per le gambe, per la circolazione, sa di menta, Moretto gli dà fastidio. Oggi ho messo su il mio set qua, non l'ho mai messo, ho sempre la pancia, soprattutto in questi giorni, estremamente gonfia, non so il perché. Cioè, sembro costantemente incinta praticamente e non mi piace questa cosa, ma oh, così è, non posso farci niente. Devo ancora fare colazione e sono le 10:30. In realtà mi sono alzata tipo un'ora fa e devo ancora anche pulire. Però ho fatto il letto. Una cosa l'ho fatta. Una. Comunque Pippo mi frega sempre perché non lo trovo ed è qua dentro. Io vedo dei giamponetti bellissimi. Come giamponetti, guarda qua. E ciao. Lui sta qua, gli piacciono queste tende perché vede fuori, no? Vede tutti gli uccellini e quindi lui sta lì e si guarda gli uccellini che arrivano a mangiare e non deve andare dietro la tenda, li vede lo stesso. Queste tende sono perfette per... Io avevo anche stirato, ma è difficile stirarle queste. Comunque, sì, aprite le orecchie, avevo stirato le tende. Comunque... a loro piacciono tanto perché riescono a guardare fuori lo stesso. Aggiornamento fiori, questi hanno bisogno di acqua di nuovo. Guardate com'è cresciuta la surfinia, anche il geranio, cioè è diventato enorme. Vabbè, questi sono tutti da togliere, vabbè, quello è un dettaglio. Ma guardate che bomboloni che ha fatto. E questi sono quelli vecchi dell'anno scorso con un funghetto, però questo è cresciuto. E lavoro della legna. Sto facendo questo lavoretto col grandangolo, si vede molto meglio, cioè come ci si veste per mettere via legna. No, in realtà mi sono vestita così perché c'era il sole prima e siccome io odio il segno delle bretelle, allora ho messo sul costume quello a fascia e ho messo la canottiera dentro al costume, anche se comunque un po' di segni ce li ho, ma insomma. E quindi avevo iniziato a fare sto lavoro col sole e mi ero vestita così, però in realtà adesso non ho più sole, se non forse un po' sotto, quindi potrei vestirmi decentemente con le bretelle. Vabbè, mi sono dovuta anche cambiare perché non era previsto questo, non pensavo di dover mettere via legna. E vabbè. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Comunque è già ora di tagliare l'erba, già alta. Porto la cassetta vuota qua a Franz e poi faccio dei video per Instagram per far vedere l'orto perché non l'ho ancora fatto vedere su Instagram
Una volta ero molto più attiva lì, adesso non riesco a stare dietro a tutto. Se fosse il mio lavoro sì, ma non è il mio lavoro, e quello che riesco faccio. Ecco, è già mezzogiorno e 23. Sono un po' in ritardo oggi, ma io voglio finire di fare quel lavoro lì e quindi facciamo questo lavoro, appunto. Mamma mia, sono tutte giù ste fragole. C'ho le piante che non stanno su, stanno tutte giù. Ma non so il perché stiano così. Sono tutte che cadono. Eppure acqua ne hanno, guardate, tac, cadono giù. Ma forse non si vede con questa modalità. Sono tutte che cadono. Ecco, la mia insalata sta andando. Una piantina di insalata è andata. Ieri sera c'era ancora. Adesso non c'è più. Questa qua. Ieri sera c'era ancora, adesso non c'è più. Questa ormai sta morendo. Guardate. Sta morendo. Hanno bisogno di acqua ste piante, sì. Hanno decisamente bisogno di acqua. Le fragoline. Sì, hanno bisogno di acqua assolutamente. Ma stasera, non adesso. Ho preso 2 qualità di cetrioli. Questa è una e questa è un'altra. Perché sono abbastanza lente le piante a formarsi. Allora, qui c'è un baby cetriolo che non metterà mai a fuoco, va bene. E qui ce n'è un altro, qui. Ma altri non ne vedo. Ah sì, qua ce n'è un altro baby. Vabbè, le zucchine ve le ho già fatte vedere che ci sono. Zucchine ci sono. Anche là ce n'è una. L'anguria l'ho dovuta staccare dalla rete perché stava andando fuori. E dopo se mi fa le angurie tra la rete, tra una rete e l'altra, è un casino. E quindi l'ho dovuta staccare, poverina. Adesso si aggrapperà tipo al mais e non lo so, le ho messo 2 bastoni, l'ho girata intorno lì, però questo ramo è nuovo, questo qui, sì, anche qua ci sono cose nuove, boh, non lo so, con tutto il freddo che ha fatto non so come faccia a essere ancora viva. In meno di mezz'ora il risultato è questo, dai che ce la possiamo fare, non credo che finiremo oggi, comunque. Adesso mi sta preparando ancora un po' di legna e dai che ce la faccio. Almeno ho fatto questo lavoro, siamo tranquilli. Sì. Sono tornata! Ciao! Senti che pusse? Senti che pusse, senti che pusse. Mamma mia, che pusse di legna, di orto, di guanti, di pelle. Oh sì, che buoni! I guanti di pelle, vero? Ah sì! Guarda! Ehi! Ah! Che belli! Che belli artigli! Guarda qua, che tigli che hai! Guarda, guarda! Puscia, vero? Comodo, sai? Tu stai comodo qua dentro, eh? Sì, Pusso, amore mio, sì. Pusso, sì. Io sto facendo qualcosa? E voi no? Voi siete qua che poltrite? Che bello. Finalmente una domenica veramente estiva senza nuvole. Pepe, sei stanco? Mamma mia, che stanco. Sì, si è lavato fino adesso. Sono già le 4:30 passate. E oggi è il 27 giugno. Io sono un po' in crisi perché mi sono allenata anche ieri e oggi però è stato più tosto come allenamento. Adesso sto usando un'altra applicazione. Io continuo a... le gambe. Non ho più forza nelle gambe.
continuo a cambiare applicazioni. Adesso ho preso questa, ho fatto l'abbonamento per un anno. Questa mi sembra molto meglio rispetto a tutte quelle che ho provato fino ad adesso ed è Budfit. Fa caldo oggi, non c'è quasi sole, adesso sta uscendo un po', ma quasi non ce n'è, però fa caldo, si sta molto bene di fuori, è ventilato e sarebbe dovuto piovere, ma non si è vista neanche l'ombra della pioggia. Ma la mia giornata non è ancora finita. Sta per uscire la 190 SL e spero che vada altrettanto bene. La situazione dell'orto al 29 di giugno. Le piante di zucchine hanno preso bene il via. Qui ho fragole, non sono proprio rossissime ma le ho prese lo stesso. Questa com'è? Vedete, sono ancora un po', comunque, fragole. E anche questa è bella grande, qua da sola nell'angolino c'ha tutto il posto che vuole. I pomodori siamo sempre alle solite, nel senso che devo ancora legarli, ma sono rimasti uguali. Queste sono ancora piccole come piante e queste sono sempre uguali. I cavoli stanno crescendo sempre di più. Questa insalatina qua che sembrava morta si è ripresa, per fortuna. E i cetrioli, le piante stanno crescendo, soprattutto questa sta diventando enorme. E i peperoni, guardate, non tutte le piantine, ma questa cosa qui è un peperone, presumo, dove c'era il fiore. Cioè, secondo me questo è il peperone. Ce n'è uno solo. 1, 2, questa non ha neanche un peperone. E qua ce n'è un altro che non metterà mai a fuoco, va bene. Questa non ha niente. E questa invece ne ha 2. Uno e un altro. Il bottino di oggi. Fragoline. Oggi è una giornata stranissima e fa anche fresco. C'è Bue. E questa macchia qui è Bue. Dai, andiamo su. Vieni. Vieni Bue. Io vado. Con lui si gioca ad 1, 2, 3 stella. Sì. Okay. Si va avanti una vita. Dai, veloce. Veloce. Sta arrivando con calma. Vado a fare la cena che è tardissimo, sono quasi le 8.